Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi registreremo con distanziamento causa nuove normative per coronavirus con l'ospite che abbiamo qui accanto ma che poi vedremo. Oggi parleremo, Veneto Agricoltura si occupa di numerosi progetti europei che nel corso delle nostre puntate, delle nostre pillole abbiamo affrontato, abbiamo approfondito. Oggi parleremo di un progetto nell'ambito del programma LIFE. Ricordiamo che il programma LIFE è il più importante programma europeo dedicato all'ambiente ed è un progetto dove c'è dentro anche agricoltura, si chiama il progetto BeWare, un progetto molto interessante, un progetto quindi di carattere ambientale. Quest'oggi nello specifico, quindi lo presentiamo, abbiamo in studio con noi il collega, il dottor Loris Agostinetto, che è il coordinatore di questo per Veneto Agricoltura del progetto BeWare. Chiediamo immediatamente a Loris in cosa consiste il programma BeWare, il progetto BeWare, e poi entreremo più nei dettagli del progetto. Allora, il progetto BeWare è un progetto, appunto, è un LIFE, si occupa di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Il partner principale è il comune di Sant'Orso, poi c'è anche il comune di Marano Vicentino, appunto nell'Alto Vicentino, e il problema di cui si occupa è il fatto che con i cambiamenti climatici sia sempre di più una concentrazione dei periodi piovosi, le famose bombe d'acqua o comunque l'acqua che si concentra in brevi periodi, e poi magari passano dei mesi in cui l'acqua non c'è. Quindi se guardiamo nell'arco dell'anno la quantità di precipitazioni sono le stesse, solo che appunto sono concentrate e poi c'è il periodo in cui l'acqua non c'è. Prima di entrare nei dettagli del progetto, ricordiamo però quali sono i soggetti partner del progetto BeWare. Allora, lì del partner è il comune di Sant'Orso, nell'Alto Vicentino, poi c'è Marano Vicentino, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, ALDA, e il TESAV, che è il Dipartimento dell'Università di Padova. Ed è proprio nel comune di Sant'Orso che è stato realizzato uno degli interventi più importanti del progetto BeWare, e cioè un laghetto che non di grandissime dimensioni, poi vedremo, ma assolutamente con una valenza assolutamente importante. Di cosa si tratta esattamente? Si tratta di un piccolo bacino di 2300 metri cubi, è un laghetto in pratica, della profondità nel punto massimo arriva a 1 metro, quasi forse scarso, situato all'interno del terreno di un'azienda agricola in località Giavenale, comune di Schio, che è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, sempre all'interno del progetto BeWare. Lo scopo di questo laghetto qua è quello di intercettare tutta quell'acqua di pioggia che, scorrendo in superficie, proviene dalla parte che sono a monte del laghetto, che altrimenti andrebbero verso sud, quindi quella leggera pendenza che c'è, andrebbero a allagare, creare piccoli anche danni, anche a volte maggiori, a volte minori, in una zona residenziale del comune di Marano. In questo modo qua quell'acqua lì viene intercettata, viene accumulata all'interno del laghetto, poi succede che di solito dopo queste stagioni molto piovose si ha periodo di mesi di siccità. A Valle del Laghetto abbiamo alcune aziende agricole che sono ortofloricole e frutticole che utilizzano quest'acqua poi nei periodi di siccità per l'irrigazione. Quindi l'acqua accumulata da questo laghetto è importante sia, come stavi dicendo, per ragioni ortofrutticole, più orticole forse, no? Per le aziende che stanno a valle del laghetto e vedremo perché, ma soprattutto poi ci sono anche altri motivi di carattere ambientali per cui questo laghetto ha veramente cambiato un po' il paesaggio circostante. Sì, questo laghetto ha creato un habitat grazie appunto alla presenza dell'acqua, dove adesso si fermano degli animali che prima non stanziavano. Dal punto di vista degli anfibi abbiamo il rospo smeraldino, la rana verde, e dal punto di vista degli uccelli migratori che prima passavano nella propria migrazione verso l'Africa, adesso si fermano. C'è l'usignolo, per esempio, questa primavera 2020 ha nidificato proprio in quella zona prima di partire appunto per l'Africa subsahariana. Poi abbiamo la verla piccola, la capinera e il torcicollo. Poi abbiamo constatato anche un'altra cosa, soprattutto in estate, che in quest'area ci sono meno zanzare.
Per quale motivo? Sì, perché con questo laghetto qui, con la vegetazione che poi si è anche formata, abbiamo creato biodiversità. Ci sono più specie animali, quindi più predatori, e questo fa sì che la zanzara, che in un ambiente urbano non ha praticamente competitori, non ha predatori e quindi si può sviluppare e aumentare il numero a dismisura, in questa zona qui abbiamo che per esempio gli anfibi o le rondini o determinati altri animali predano sia le zanzara stessa ma anche le larve presenti nel laghetto. In sintesi, un piccolo intervento, poi Loris ci spiegherà perché è importante, ma che in sostanza è un piccolo intervento che in sé racchiude più funzioni. Quindi abbiamo visto regimazione delle acque piovane, serbatoio d'acqua per l'agricoltura, importante habitat per gli animali, uccelli migratori e anche altri animali. Quindi un piccolo intervento ma importante. Loris, poi chiudiamo perché è importante. Sì, è un intervento piccolo che risolve i problemi di un'area relativamente piccola, però è importante, come anche tutti gli altri interventi anche in area urbana che abbiamo fatto con questo progetto, però è importante dire che questi interventi devono essere diffusi nel territorio più ampio. Allora, tanti piccoli interventi diffusi come questi risolvono dei problemi in aree molto più grandi. Grazie quindi al dottor Loris Agostinetto di Veneto Agricoltura che ci ha spiegato questo importante intervento, questo interessante intervento e un progetto LIFE, quindi un progetto europeo, il programma LIFE e il progetto Beware. Grazie e un arrivederci alla prossima occasione.